Buonasera, sì, ok, va bene. Buonasera e benvenuti. Allora, abbiamo già perso tanto tempo, però sto cercando di perdere un altro pochettino di tempo perché i nostri colleghi stanno arrivando da una cena, ma non da una cena naturalmente anche quella in ritardo. Allora, cos'è successo oggi? Oggi abbiamo fatto partire in maniera proprio attiva i corsi di Nuoro Jazz nella scuola civica Antonietta Chironi, che ringraziamo sempre per l'ospitalità e per lo spazio appunto che ci dà per poter fare le nostre lezioni. E quindi tutti i ragazzi hanno preso confidenza con gli insegnanti nelle classi di strumento e nelle classi di musica d'insieme, quindi tutti divisi per classi con i nostri insegnanti per studiare un repertorio che verrà fatto nel saggio finale a Unify. Questo pomeriggio invece nel Museo Mann, che ringraziamo anche loro insieme a Chiara Gatti, la direttrice, per lo spazio e l'opportunità che ci hanno dato di presentare un concerto bellissimo, quello di Joao Barradas, un concerto incantevole che ci ha fatto sognare e ci ha fatto scoprire un musicista di grande talento. Lo Spazio Lisso, che ci dà gli spazi quasi tutti i giorni per poter fare i concerti pomeridiani. Ieri, ahimè, anzi un po' per tutti è stato un dispiacere perché l'acqua ha fatto interrompere il concerto di Paolino Dalla Porta, ma abbiamo un'idea di recuperare in qualche maniera anche quel concerto. Stasera qua una grande gioia perché si esibiranno dei musicisti giovani, e posso dire tutti giovani, per tanti motivi lo posso dire, vero? O sento qualcuno che mugugna perché non vuole essere chiamato giovane? -2, -3, via. No, ecco, allora, perché? Perché abbiamo avuto il piacere di averli prima come studenti e ora come musicisti artisti che si esibiscono in questo palco. Questa diciamo che è la caratteristica che Nuoro Jazz ha, quello di ospitare dei ragazzi che hanno voglia di studiare il jazz, che hanno voglia di capire come funziona questa musica, lo fanno con i loro insegnanti, ma poi si preparano a quello che è la vita del musicista, quello dei festival, quello della strada, insomma, quello che porta poi a fare questa professione in maniera gioiosa. E quindi stasera sono qui con noi per presentare oltretutto un bellissimo disco, Tales, Andrea Candeloro al pianoforte, Carlo Bavetta al contrabbasso e il decano della batteria jazz in Italia, in Europa e in America, Gianni Cazzola. Abbiamo avuto il piacere di avere Gianni qualche anno fa come nostro docente in una bellissima masterclass. Un concerto.
Prova, funziona? Sì. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Ripresento i musicisti. Carlo Bavetta al contrabbasso, Andrea Candeloro al pianoforte, grazie. Mister Gianni Cazzola alla batteria. Pubblico invisibile. Grazie, ci tengo a dire un paio di cose. Prima di tutto per me è un'emozione, io sto tremando dall'emozione, sono veramente KO perché suonare qui è una sorta di sogno che si avvera proprio, cioè proprio toccare con mano una cosa di cui non potevo neanche immaginarmi. L'italiano, vabbè. Scusate. Io devo ai seminari di Nuoro Jazz praticamente credo quasi la totalità dell'amore che ho per questa musica, nel senso che ho iniziato a muovere i primi passi qui, ho visto dei concerti meravigliosi qui, ho seguito delle lezioni incredibili, ho conosciuto un sacco di gente e mi sono sempre molto divertito e conservo veramente dei ricordi meravigliosi di queste esperienze che ho fatto 2 volte. La seconda delle quali, appunto, ho conosciuto il maestro Bavetta, esattamente 5 anni fa, esatti. Sì, era il 17, 5 anni fa, da quel giorno è nata un'amicizia. Tra l'altro io pensavo che noi ci siamo conosciuti e abbiamo prima suonato e poi parlato. Adesso prima parliamo e poi suoniamo. Prima abbiamo suonato Bella Man, bella. Adesso invece prima è Bella Man e poi suoniamo. Proprietà commutativa, l'ordine dei... Vabbè, abbiamo suonato, il primo brano che abbiamo suonato era un brano mio, dal titolo Flores, dedicato a questo grande pianista che Gianni mi ha fatto scoprire perché ha suonato con lui molti anni, e avevo scritto questa introduzione di un altro pezzo che però l'atmosfera mi ricordava questo pianista meraviglioso, italiano, insomma, l'ho ascoltato molto e avevo scritto questo brano dedicato a lui. Il secondo brano invece è un pezzo di Sonny Rollins molto, molto famoso, il titolo Pentap House. E quindi adesso smetto di parlare e continuiamo, anzi no, dico ancora una piccola cosa. La dico dopo magari. Continuiamo il set con un brano molto famoso che conoscete tutti. Grazie. Salve. Vabbè, grazie. Mi piace quando sei così emozionato.
Grazie. Quest'ultimo che abbiamo suonato era un altro brano mio intitolato Kamala ed è dedicato a un personaggio del famosissimo libro di Hermann Hesse, Siddhartha, che è un libro secondo me bellissimo che andrebbe letto più volte. Invece il brano che abbiamo suonato prima, ci tengo a dirlo perché è una versione della canzone Parlami d'amore Mariù, arrangiata da un personaggio secondo me immenso sia per il jazz che per l'Italia in generale. E a mio modo ho avuto modo di conoscerlo, chiaramente non in maniera chissà quanto approfondita. Ho avuto modo di passare alcuni momenti con lui ed è veramente, da che l'ho conosciuto, è stato considerato da me subito un esempio da seguire, sia per quanto riguarda la passione per la musica che proprio anche per quanto riguarda proprio l'affrontare la vita in generale, sempre con gentilezza e con garbo. Non saprei neanche come definire. Sto parlando di un grandissimo chitarrista, un grandissimo musicista, un grandissimo uomo di cultura che ci ha lasciati purtroppo meno di un anno fa, e risponde al nome di Franco Cerri, a cui vorrei dedicare un applauso. Tra l'altro per me, avendolo conosciuto a distanza, per così dire, è stato un esempio, ma in realtà, cioè, Franco è stata una persona che ha scoperto un sacco di musicisti, tra cui anche molti insegnanti che insegnano qui ai seminari di Nuoro. È stato esatto, Gianni compreso, che non insegna ai seminari di Nuoro, però insomma la sua carriera, l'inizio della sua carriera nel 57 è iniziato con Franco, esattamente. E niente, 65. Solo 65, portati benissimo però mi sembra. No, è buonanotte. Bene, e detto questo ci tenevo tanto a dirlo. Continuiamo con una composizione di George Shearing dal titolo Conception. Grazie mille.
Io sono un po' divertito stavolta.
grande Carlo. Sono blues? I blues? Grazie, grazie. Quest'ultima era una bellissima ballad dal titolo My Ideal e ci avviciniamo pian piano alla fine del set e suoniamo un altro pezzo tratto dalla tradizione delle song americane. E in questo caso è un pezzo famoso per la versione di Sinatra dove lo canta anche in un film, se non erro. Ma la cosa che ci piace dire è che il titolo di questo pezzo è, diciamo, adatto all'occasione in cui siamo, perché il brano si chiama Young at Heart, che significa giovane nel cuore, e qui abbiamo, diciamo, il miglior esempio che io abbia mai conosciuto di un vero Young at Heart. Almeno quello. Esatto, che nella sua giovinezza e nel suo amore per la musica ci aiuta, ci ha fatto fare questa cosa meravigliosa. Sì, adesso smetto di parlare. È una cosa che io stesso ho trovato molto importante, nel senso che il jazz è una musica, quel poco che ho capito di questa musica è che lo scambio è molto importante, nel senso conoscere gente e cercare di capire quello che le persone magari più esperte di te possono darti, senza parlare, senza spiegarti che cosa stanno facendo solamente musicalmente. E lo dico perché tanti ragazzi che sono iscritti ai seminari, auguro a tutti voi di incontrare un personaggio come Gianni, perché davvero ci ha fatto imparare, immagino, tantissime cose. Esatto, poi facciamo i conti, Gianni, tanto il cachet lo gestisco io. Tutto qua. Bene, Young at Heart, Gianni Cazzola. Un po' di più,
Sta l'ultimo? Lui. Senza scambio, eh? Senza scambio. Partite che... Due? Uno. Vai, troppo lento. Ok.
Grazie a tutti. Funziona? Sì. Grazie a tutti. Ancora una volta Carlo Bavetta al basso. Super! Gianni Cazzola alla batteria. Grazie a tutti di averci ascoltato e spero di vedervi presto. Grazie, a presto. Ok? Non lungo, abbastanza corto.
Grazie mille. Grazie mille ancora una volta Andrea Candeloro, Carlo Bavetta, Gianni Cazzola. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, a presto.